Buonasera a tutti. Eccoci qui sul canale insieme per questa diretta con le Sibille, le nostre chiacchierine, 52 anime che ci raccontano e ci danno delle risposte. Noi siamo sempre qui il martedì e il venerdì, tra le 20:30 e le 21. Ho fatto un pelino di ritardo, non avete idea. Buonasera Marietto, buonasera Tiziana. Bene, sono contenta di ritrovarvi. Abbiamo una mezz'oretta di tempo per stare un pochino insieme. Ciao Vincenza. Vi ricordo che potete scrivere le vostre domande nella chat. Non vi dico di chiamarmi perché ho il telefono in borsa. Scrivetemi, stasera mi dovrete scrivere. Ciao Katia. Bene, ma suppongo, a vedere da come comunque siete timidi, che il fatto di poter scrivere la chat, nella chat la vostra domanda vi piace anche un pochino di più. Probabilmente è chiaro, magari siete circondati, non volete farvi sentire mentre chiedete o aspettate l'esito, dunque va benissimo anche se scrivete come avete fatto finora. Allora, Tiziana, chiedo subito cosa prova per me a 21 maggio 79. Va bene, vediamo di acchiapparlo tramite te e tramite la data che mi hai dato. Allora, ciao Sara, ciao Susanna, ciao Grazia e Katia. Ok, ciao. Vediamo cosa prova a per Tiziana. Allora, mostro il taglio così. Come vedi, allegria, falsità. Ovviamente non va preso necessariamente alla lettera. Diciamo che questa persona con te sta bene e coglie dei momenti per stare con te. Vediamo però bene. Allora, sembrerebbe una situazione un po' tormentata. Probabilmente, non so se nel passato aveva magari chiuso con te o comunque avete avuto una grossa incomprensione. Come vedi qui in questa linea, mi mostra una situazione dove siete stati comunque lontani e, c'erano appunto dei sospiri, un'attesa, forse non so se è stata una comunicazione che lui ha ricevuto e che in un certo senso lo ha allontanato da te, oppure se hai scoperto qualcosa che comunque per un periodo vi ha, vi ha tenuto lontani, è stato un momento duro, duretto nel passato. Al presente vedo che comunque lui è presente in un certo senso, cioè si rende partecipe, però attualmente non vedo un grossissimo sentimento in questo momento, è più come se, ehm, vedi, ci sono delle forze contrapposte, c'è un dispiacere e c'è comunque l'intervento di qualcuno che si è messo in mezzo in qualche modo. Ehm, non so se magari è una persona o qualcuno che già conosci, qualcuno che già sai o se non hai sospetti di sorta. Comunque, c'è stato qualcosa, forse qualcuno, ha parlato, ha detto delle cose, comunque ha creato dei disaccordi, dei dissapori. Però vedo una cosa, che prossimamente comunque avrà un'evoluzione positiva la faccenda. È come se a un certo punto, visto che stiamo guardando lui dal punto di vista
di questo A, verso di te, devo dire che, qualcosa cambierà. Probabilmente, si farà coraggio oppure, si farà comunque avanti in un modo più determinato, più forte e alcune cose cambieranno. Ci sarà comunque sicuramente un cambiamento, probabilmente ti proporrà anche un piccolo viaggetto, che è un'occasione da cogliere comunque al volo. Per quanto riguarda l'esito, io direi che è favorevole alla fine, sebbene ci siano delle forze contrapposte, ogni tanto, probabilmente possono essere anche semplicemente delle incomprensioni, magari avete delle divergenze caratteriali, però vedi alla fine, fedeltà e fortuna, direi che, comunque la cosa andrà a evolvere in meglio. Bene, procediamo con la prossima domanda, spero di averti risposto Tiziana. Allora, vediamo se ci sono delle domande. Vincenza, sì. Allora, Vincenza, vorrei sapere perché sono sempre bloccata con i soldi. Vediamo un po'. Grazie Tiziana. Allora, vediamo un pochino Vincenza. Allora, ti metto giù. Sei chiamata a rispondere ad alcune tue responsabilità, ad alcune cose. Allora Vincenza, da quello che vedo, il tuo blocco ha un'origine legata a una questione sentimentale, qualcosa di irrisolto ed è un qualcosa che ancora lavora dentro di te. E, probabilmente tu in qualche parte dentro di te associ la tua possibilità mhmm, di avere denaro o comunque di stare bene economicamente con una persona, cioè a una figura di riferimento, come se, non avessi deciso in un certo senso da qualche parte dentro di te che non debba fluire attraverso di te, ma probabilmente con attraverso un partner arrivare da te. Forse questo è, qualcosa che ti trascini dal passato, perché vedo, un dispiacere legato a una situazione intima con una persona che comunque non era una persona malvagia o comunque non una persona che, non fosse valida, però è una persona che comunque, diciamo che ha preso un rapporto con leggerezza, okay, e che in questo momento comunque vedo te, riguardo alla questione dei soldi, vedo un cambiamento. Ti devi dare da fare però, perché è come se, in fondo volessero arrivare da te e il tuo blocco sia dovuto al fatto che ti sei distratta troppe volte per questioni sentimentali o magari anche solo una volta, ma fatta bene, cioè ti sei distratta in questo senso e hai lasciato che un po' la faccenda, ehm, mhmm, insomma non hai più avuto la gestione e il controllo. Ora comunque se innescherai un cambiamento volontario, imponendoti con della forza di volontà insomma, vedo sempre vedi, c'è sempre una figura maschile, qualcuno che ti corteggia, qualcuno che si fa avanti, ma che non va bene perché, è come se facessero sempre le cose un po' di nascosto, no, non è un qualcosa di limpido e trasparente e forse è questa energia qua che non va bene, che devi riuscire a cambiare. Vedo che comunque la situazione un pochino andrà migliorando, ci saranno delle nuove occasioni, però c'è un qualcosa che è stato fatto, come se ci fosse un po' di
la necessità di preservare un po' le cose. Ehm Vincenza, insomma, per quello che mi riguarda devi è come se fosse strettamente collegato alle questioni sentimentali per te, è questo che devi correggere. Comunque, per quanto, mhmm, posso vedere, rispetto alla questione economica, ci sarà una buona occasione in avanti, devi avere un po' di costanza, qualche buon colloquio di lavoro, qualche buona opportunità arriverà, perché comunque stai già cercando di fare qualcosa, cerca solo di non fare pasticci, di non fare troppo, ma di fare le cose giuste, magari poche e buone. E, non sarà facilissimo devi tenere duro e ci saranno comunque ancora dei momenti di preoccupazione, però, non sono del tutto da buttare. Delle occasioni, ci sono, ci sono, ma fai attenzione, sembra sempre che siano legate a delle figure un po' così. Allora, vediamo qualche altra cosa. La stella. Ciao la stella. Buonasera, posso chiederti se vedi un incontro in amore per me? Sono sola. Ok, va bene, Stella. Mi puoi dire almeno il tuo nome di battesimo, per cortesia? Prego, Vincenza. Vabbè, la stella, vado avanti, se no mescolo 2 ore. Allora, 2 febbraio '78. Un incontro. Sì, sì, dal taglio direi proprio di sì. Ah, scusa, non l'ho mostrato, aspetta, che c'era un attimo che lo vado a ricercare, c'era matrimonio vantaggioso, eccolo qua. Allora, questo era il taglio per te, denaro e allegrezza al cuore, dunque più di un'opportunità, più di un'opportunità. Vediamo però se sarà valida. Vediamo un po'. Eccoci qui. Allora, cara la stella che sei sola. Allora, la tua solitudine è cominciata qualche tempo fa a seguito di grosse incomprensioni e di una forma di sfiducia che hai nei confronti dei sentimenti. È come se tu fossi ancora ancorata a un uomo del passato, qualcuno che, ancora ogni tanto pensi con un po' di nostalgia, okay, e, forse dovresti smettere di fare il paragone con questo qualcuno, con tutti quelli che arrivano. In bene o in male la cosa non ti aiuta, mentre da una parte cerchi di proteggerti, dall'altra però, rischi di non vedere con lucidità e bene le cose che o le occasioni che ti si presentano. Ora io vedo che comunque molto vicino a te c'è una persona che ha un sentimento nei tuoi confronti, ma che non riesce a dirtelo. Non non riesce ad aprirsi, vorrebbe farlo, però è sempre là un po', come dire, non sa cosa deve fare. Però penso che si farà avanti, fra non molto. Potrebbe essere una persona collegata al posto di lavoro, se lavori, o comunque una persona che ha un'attività, qualcuno di un certo tipo, una persona valida. Forse saranno anche più d'1 le persone che, ti si avvicineranno. In particolare una persona andrà molto bene per te e te ne accorgerai perché, riuscirai a parlare molto con questa persona, ci sarà molto dialogo e starai bene, ti sentirai ascoltata, ti sentirai capita. Guarda,
In chiusura, come vedi, consolazione, consolante sorpresa e allegria, compreso anche la lettera, dunque queste notizie, queste situazioni, queste svolte positive, confermano che, sicuramente arriverà qualcuno, qualcuno che magari inizialmente non era nemmeno una persona con cui tu, avresti mai pensato di poter stare o di poter frequentare, eppure guarda che sarai contenta. Allora, bene, spero di averti risposto la stella. Allora, buonasera misticanza. Allora, Anna Maria Pava. Mi tradisce, 31 anni, sono quella ufficiale. Già quella ufficiale vuol dire temi che ce ne sia una. Vediamo, adesso sbirciamo. Però mi potresti cortesemente dire almeno il nome di battesimo di lui o l'iniziale puntata con la sua data, perché così riesco ad agganciarlo un pochino meglio. Ok, grazie. Vediamo allora se Claudio fa il furbetto o se è un bravo ragazzo. Ma allora il taglio era, scusami, io vado in automatico, te lo mostro. Allegria e allegrezza al cuore. Allora, non vedo temporali di sorta. Allora, avete avuto una grandissima partenza, siete andati veramente bene, lui si è dimostrato comunque subito una persona sensibile nei tuoi confronti, comunque ti deve aver colpito nei suoi modi di fare, comunque di una persona, anche, generosa, comunque, presente e anche adesso io vedo cose positive. C'è una linea molto valida, dove appunto c'è comunque un qualcosa da tutelare sempre, il rapporto è comunque, fragile, non so da fragile non in senso negativo, è un qualcosa di delicato, che va accudito, okay, ma c'è, un insieme di carte che comunque fanno supporre che le cose vadano bene. Allora, c'è sicuramente un qualcosa, ma non di tradimento, c'è un qualcosa che lo preoccupa, forse è un qualcosa che riguarda il futuro e magari è un qualcosa che riguarda, un ambito, un'opportunità che non sa se sia positiva o negativa, oppure non sa se il futuro sia, come dire, ehm, tanto sicuro per lui, cioè probabilmente gli hanno proposto o sta avendo un cambiamento, un qualcosa di nuovo, per, una nuova mansione, non lo so, però è sicuramente un qualcosa dove avrà bisogno di essere guidato e comunque nei tuoi confronti ha intenzioni serie. Lui vedo che, aspetta in qualche modo un consolidamento lavorativo per poter magari chiederti un qualcosa in più, magari, uhm, come dire, potrebbe proporti, ehm, magari di convivere, ecco, cioè non escludo che ci possa essere qualcosa del genere, però devo dire che avete un po' di persone non proprio positivissime intorno a voi, e dunque dovete, tutelarvi un po'. Qua vedi c'è il nemico, la nemica, dunque è possibile che comunque ci siano intorno a voi delle persone, un po' gelose anche di quelle che saranno i vostri successi, i vostri risultati, ma comunque viaggio e denaro mi fanno proprio pensare che
i cambiamenti comunque che avverranno saranno solidi. Non vedo altre comunque. Forse a qualcuna a lui potrà piacere, però non vedo altre cose. Allora, scusami, vediamo, Paola Di Fatta. Ciao, posso sapere se David, nato il 10 agosto 78, io 10 gennaio 73, se ritorna e se ci sarà futuro per noi. Allora, Paola, vediamo un po' come procede. Non stai bene, vero? Mi dispiace. Però è come se volessi cominciare a guarire questa cosa, vedi? Allora, vediamo un po'. David. Allora, Speranza, vecchia signora. Dunque, è comunque una storia che è andata avanti anche un po', non è stata una cosa mordi e fuggi. Per un periodo no, mi dispiace. Paola, no. Non penso che ritornerà. Ti mostro le foto scusami, le carte, dunque c'è stato sicuramente un grande affiatamento, ma si direbbe più una c'era un affiatamento molto intenso a livello fisico, una bella attrazione. Però no, guarda, vedi, sono tutte carte questa poi amplifica quelle che la circondano, e c'è malinconia, vedovo, ammalato, in questo presente proprio non il ritorno non c'è, ma non c'è nemmeno più avanti. E comunque, c'è da parte tua ancora un sentimento, ci sarà anche ancora tra un po'. Solo che avrai una brutta notizia e probabilmente, o scoprirai che sta con un'altra o comunque non vedo il ritorno, mi dispiace. No, anche nell'esito, il cambiamento, la notizia, però non è un esito che mi faccia pensare che c'è un ritorno in questo, solo che probabilmente verrai a saper qualcosa, arriverà una qualche notizia, comunque, ehm, alla fine penso che la supererai comunque. Però mi dispiace, non penso. Allora, Katia, che però dici di essere Federico, del 98 aprile? Aprile 98. Mi faresti le carte in una maniera generale. Ok, Federico, va bene. Ah, allora, Katia, Federico, aprile 98. Vediamo un pochettino in generale. Allora, dunque abbiamo pensiero e conversazione al taglio. Dunque è un periodo in cui ti stai confrontando moltissimo con probabilmente con degli amici o stai ragionando su qualcosa
da fare. Comunque è un periodo positivo di fermento. Allora, ho la sensazione che tu abbia avuto qualche preoccupazione, eventualmente per il lavoro, oppure, in un certo senso stai cercando o cercavi qualche occupazione, qualche cosa da fare, ma che ci fossero come dei blocchi. Tanta buona volontà, voglia di fare, ma poi le questioni o comunque le occasioni come se si fermassero, no, cioè forse erano tutte a tempo. Dovresti riflettere un pochino se hai un qualche responsabilità in questa cosa, cioè nel fatto che probabilmente qualche lavoro non ti sia stato rinnovato o che qualche situazione non sia andata completamente a buon fine. Attualmente vedo che comunque ci sono delle forze opposte, qualcuno che, vicino a te non è proprio sincerissimo, qualcuno che ha già fatto qualcosa, ma di cui tu non sei ancora venuto a conoscenza, ma che probabilmente scoprirai, verrai a sapere. E non so se possa riguardare forse la fine di una relazione, comunque qualcosa che non andrà esattamente come desideravi e questa cosa ti porterà un dispiacere. Però, da come vedo la superi comunque in fretta, nel senso che vedi c'è poi fortuna, qualche nuova magari occasione che entra un po' così, un po' in punta di piedi, no, non proprio qualcosa che potrai sbandierare a tutti, sicuramente sarà un'occasione fortunata e, comunque ti porterà dei momenti di buona realizzazione e di gioia, però devi attraversare prima un periodo non proprio positivissimo. Okay. Allora, io purtroppo sono le 9 e dunque chiedo a Taniosca, ad Acquario, a Iena di arrivare prima, la prossima volta sarà martedì, dunque potrete, ricontattarmi martedì e, vediamo se magari facciamo dei mazzetti oppure se rispondo alle domande, vedremo poi, la prossima diretta, d'accordo? Comunque voi arrivate, ricordatevi 20:30, non fate come me che anche io riesco ad arrivare in ritardo alle mie dirette. Vabbè, ho avuto un piccolo problemino tecnico. Comunque io vi ringrazio sempre della vostra partecipazione, di essere con me, di tenermi compagnia. Io spero di fare anche a voi della compagnia e di darvi magari, perché no, anche qualche risposta, qualche suggerimento. Io vi aspetto allora qui su questo canale sempre martedì, mi raccomando iscrivetevi al canale del Mariotto Veneziano se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale se ancora non l'avete fatto, così che ci troverete sempre e non farete fatica a ricordarvi chi era quella rossa che leggeva le carte. Va bene, io vi aspetto qui, mi raccomando, martedì sera sempre su questo canale, 20:30 con me e le Sibille. Vi ringrazio e buona serata a tutti. Buonanotte e a presto.